un'azienda di Pontedera che è la Foncasa con l'ingegner Lanza. Il termosoft significa che è un rasante termico a bassissimo spessore che sono sufficienti 3 mm di spessore dandolo sulla muratura che sostituisce 7-8 cm di isolante termico. Io devo chiamare proprio il cappotto, che c'è l'esigenza, c'è appunto il disturbo che io devo far montare un'imparcatura, un ponteggio. Se io abito in un grosso palazzo e voglio, in casa mia mi manca l'isolamento termico e voglio vedere, ma come faccio? Posso montare l'imparcatura per tutto il palazzo? Allora non faccio altro che comprare un contenitore di questo termofo e da me stesso me lo applico di 3 mm su tutti i muri. Qual è il risultato ottenuto da chi utilizza Thermofon? Il risultato è praticamente che non accendo o limitatamente il termosifone. Per quale motivo? Perché il prodotto è refrattario. Quando viene irraggiato la temperatura, il calore dentro l'ambiente, questo calore non viene disperso, non viene assorbito dal muro perché trova questo scudo termico che respinge il calore. Allora dove lo manda? Lo manda dentro l'ambiente stesso. Questi sono pannelli di calore, appunto chiamati pannelli di calore perché hanno questa caratteristica di essere caldi, perché sono composti da materiali inerti termici, legante cemento, però la massa è di 20 cm, 10 cm, mi permette di avere questa trasmittanza termica. C'è il costo praticamente molto accessibile perché se io utilizzo il termofo in fede 3 mm mi viene a costare 22 euro al metro quadrato di materiale, altri 3 o 4 euro al metro per la posa in opera. Io quando spendo 24, 25, 26 euro al metro quadrato mi sono isolato termicamente casa mia, non avrò mai più muffa, non avrò mai più condensa e sto tranquillo. Quindi risparmierò anche dal punto di vista e il risparmio energetico è enorme. Importante impegno della Foncasa e dell'ingegner Lanza anche nel mondo dell'antisismico, tra l'altro in un momento attualissimo in cui con il terremoto dell'Aquila e con il recentissimo terremoto dell'Emilia si necessita di sistemi sempre più avanzati che possano tutelare la costruzione. Per la sicurezza, praticamente la sicurezza dei cittadini, ho pensato appunto a mettere su una cintura metallica antisismica montata su dei dissipatori di energia sismica. Ho dovuto dividere le masse, due masse. Abbiamo la massa che è il pilastro antisismico di cemento armato e abbiamo questa diciamo così tamponatura montata su un altro telaio in acciaio che si separa, si distanzia sia dalla massa pesante e qui diventa una massa ridottissima. Perché prima di tutto la casa è protetta dai pilastri di cemento armato che sono antisismici e quelli possono fare tutto il lavoro che vogliono, traslazzano, si muovono e non devono toccare il tamponamento. Questo per la struttura portante. Invece per quanto riguarda le strutture interne? Per fare le strutture interne o anche per uno che vuol fare una casa, una mini casa per di 100 metri quadri, 150 metri quadri, sono questi pannelli che sono antisismici, vedi questi si innestano in una maniera che non possono mai più cascare, non possono alzare, vengono incollati e murati uno sopra l'altro, termici, quindi non c'è bisogno, qui praticamente il calore rimbalza, ritorna indietro, mi rimane nella casa e ho dato la sicurezza, sia anche per la tramezzatura dell'appartamento, la blocco a terra e la blocco sul soffitto e la parete può vibrare, oscilla, come oscilla, si può vedere che oscilla, però non si può mai lesionare
perché questo bloccaggio metallico impedisce la fuoriuscita del pannello e la fuoriuscita sia in orizzontale che in verticale. Se qualcosa si dovesse rompere uno di questi pannelli qua, si dovrebbe dividere in 4 parti, ma un quarto di questa parte qui peserà 3-7 kg, ma non mi farà male, ma non mi manda all'ospedale. www.afoncasa.it. E se qualcuno le volesse venire a trovare per scoprire i segreti della Foncasa, dove è esattamente l'azienda? Vengono a Pontedera, in provincia di Pisa, via Emilia Romagna numero 1.